Eccoci ritornati in diretta radiofonica, siamo sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Allora, adesso iniziamo con l'ospite. Ho il piacere di avere il dottor Antonio Belligoli, poi tratteremo, adesso vi dirò anche il tema dell'argomento. In primis però vorrei ringraziare Rosanna del canale Telegram La Forza dell'Amore e anche Gianni Marson, il quale poi curerà la registrazione e la posterà sul canale YouTube sempre del canale La Forza dell'Amore. Allora, adesso facciamo due prove con i livelli in modo che così siamo corretti. Antonio, prova tu a parlare al microfono e vediamo. Allora, grazie intanto dell'invito. Perfetto, i livelli sono ottimi, quindi non ci dovrebbe essere problemi, perché ogni tanto capita che magari il livello non sia e quindi poi Gianni deve correggere, allora cerchiamo di fargli fare il meno lavoro possibile già come persona che dedica il suo tempo anche per questo e non è poco, è la cooperazione, la collaborazione che abbiamo tutti noi. Ecco, un'altra cosa che io sovente dico, queste non sono interviste ma sono delle chiacchierate informative, cioè è un parlare tra persone che esprimono il proprio pensiero, le proprie opinioni, cercano di portare giovamento alle persone in modo da poterle aiutare per superare determinate cose e poi chi vuole ascoltare ascolta e chi non deve ascoltare non ascolterà. Quindi casomai, ecco, se vuoi avvicinare un attimino in più il microfono, così perfetto. Se vuoi dare una tua piccola presentazione, chi sei, cosa fai, cosa non fai, insomma, ecco. A te il microfono, Antonio. Allora, grazie ancora infinite e grazie anche di questa premessa doverosa, perché non sono un conferenziere, lo dico sempre, ma tutto è nato, diciamo per casualità. Dopo, negli anni, io credo, come molti, che nulla capita per caso, e quindi racconterò, sviscerò una panoramica di possibili logiche basate sul concetto di terapia che ho maturato in diversi anni. Quindi quello che dirò, come hai accennato tu, Luciano, non è la verità assoluta, non sto proponendo niente a nessuno di unica soluzione, però cercherò di fare un riassunto di come io ho interpretato il mondo delle terapie naturali sulla base di varie esperienze, e quindi da lì dopo sono nate particolari possibilità di approcciarsi alla patologia sia come diagnosi e come terapia. Ecco, allora vorrei dire innanzitutto il tema che tratteremo, che sono le nuove frontiere nell'approccio dell'equilibrio cellulare. Quindi trattiamo biorisonanza, biofotone d'energia, la cromopuntura, eziologia e biodinamica. C'è da dire un'altra cosa, ecco, vorrei aggiungere io, che effettivamente solo noi possiamo essere consapevoli e consci e provare, solo noi possiamo capire. Ci possono tutti raccontare quello che vogliono, ma è solamente la prova che noi possiamo fare che poi darà i frutti, se li sappiamo, coltivare. Esattamente. E vado a braccio libero, quindi non mi sono preparato nessun tipo di discorso e nessun questo tipo, è il bello. Ecco, e nessun tipo di schema, quindi potrò fare, degli errori involontari marginali, ma proprio per questo parto da una considerazione che ho fatto nel tempo. Poi tu, Luciano, fermami quando devi, perché io appunto vado a ruota libera. Come laurea sono uno psicoterapeuta specializzato in ipnosi e anni fa avrei dovuto fermarmi a questa specializzazione e a procedere con questa professione, che per un periodo ho anche fatto. Dopo le circostanze hanno fatto in modo che io casualmente conobbi uno scienziato biochimico, un ingegnere biochimico che ancora è vivo, di cui dopo parlerò più nel dettaglio, e da lì dopo si è aperto un mondo infinito di una catena continua di fatti, sempre nel mondo terapeutico, che mi hanno portato a concludere, tra virgolette, quello che adesso dirò. Cioè, vedendo diverse persone che giustamente hanno una problematica mentale o fisica, ognuno cerca una soluzione e ognuno va anche ad approcciarsi con delle ottime terapie.
Il problema era cercare di legare, se c'è un legame di logica, sull'infinito mondo di tutte queste terapie che sono ormai vastissime, e dopo anni, quindi, parlando con persone che sono riuscite a migliorare o con un approccio biologico tramite dei prodotti, degli integratori, o chi va da uno psicoterapeuta o chi fa l'agopuntura, eccetera eccetera, ognuno, diciamo, dalla sua esperienza può credere che l'approccio migliore sia quello che ha visto lui, perché su quello c'è stato il risultato. Ecco dove io allora, dopo anni, credo ancora a quello che adesso spiego o cerco di spiegare. Non esiste la tecnica migliore, il prodotto migliore o l'approccio migliore. Primo, perché siamo tutti diversi, in un certo qual modo abbiamo una specificità unica ed irripetibile, quindi spesso una tecnica, un prodotto o un approccio che va bene per una persona non è detto che vada bene esattamente per tutte o per altre, senza togliere valore al fatto che comunque abbia funzionato in certi casi. Quindi la base da cui parto io dopo anni è che quando c'è una patologia di qualunque tipo si altera una base, diciamo, materiale della cellula umana, perché il sintomo si manifesta, quindi c'è un problema nel fisico, c'è un'alterazione biochimica, biologica, ed è quello che soprattutto la medicina ufficiale considera con la farmacologia e con le varie diagnosi. Però dopo spiegherò nel dettaglio, se ci sarà modo, la stessa problematica fisica altera automaticamente e obbligatoriamente una frequenza della cellula, e quindi ci sono tutto il mondo delle tecniche che si occupano, diciamo, della parte non visibile di questa alterazione. Possiamo dire l'epigenetica? L'epigenetica è il vasto insieme di fenomeni per cui ci è accaduto qualcosa. Anche la parte emozionale, diciamo, tanti non la considerano, invece anche quella... Esattamente, io sto creando 3 blocchi, è sempre un riassunto, sto creando 3 blocchi, quindi si crea la malattia, uno dice sono guarito con questi prodotti, fate così che funziona, ed è vero, però, ripeto, c'è un'alterazione cellulare, automaticamente c'è un'alterazione bioelettrica, ma automaticamente c'è un'alterazione psicospirituale, cioè anche chi è partito da un approccio mentale o spirituale, che non è religioso, non si trattano qui argomenti religiosi specifici, ognuno ha le sue convinzioni, i suoi pensieri. Spirituale, come tanti ricercatori oggi stanno dimostrando, alla fine è una scienza, la scienza dello spirito si avvicina sempre di più a quello che è la fisica quantistica, quindi alla fine è una disciplina che potrebbe rientrare nelle scienze, volendola così leggere. Per cui ecco, io dico, essendo che ogni patologia, non esiste una patologia che non è compenetrata da questi 3 livelli che si sbilanciano in percentuale diversa ma contemporaneamente, un buon terapeuta dovrebbe avere nel suo approccio almeno una tecnica, un prodotto, un qualcosa che agisce a livello fisico, materiale, molecolare, biochimico, almeno una tecnica, un approccio, una procedura in quello bioelettrico, e almeno una tecnica o possibilità di riallineare il problema a livello psicologico o spirituale. Questo è stato il mio percorso, che è tuttora in divenire perché non esiste un limite, che però come base di partenza va, diciamo, a sconfessare quello che è la super specializzazione della medicina, che serve, ma serve momentaneamente in acuto. Cioè la medicina, secondo me, che è la base della ricerca. L'emergenza, diciamo, quando capita certo. Il pronto soccorso. Esatto, ecco. Io premetto già, non sono contro la medicina, contro i medici, contro i farmaci, ci mancherebbe. Secondo me però si è creata un'iperspecializzazione, perché così è doveroso per approfondire con le tecnologie moderne di qualunque tipo, dalla microchirurgia a farmaci
speciali, non ho idea, però alla fine i più grandi, a mio parere, guaritori dei tempi passati, o i più grandi geni dei tempi passati, come poteva essere un Leonardo o nell'antica Grecia vari filosofi, erano sia alchimisti, sia ingegneri e sia terapeuti, se avessero voluto, cioè il tutto. Quindi io non credo, o almeno io non voglio vivere la terapia come una specializzazione settoriale, perché vedo troppe persone che passano da uno specialista all'altro che fa bene il suo lavoro, questo sì, ma che non collega i puntini di quello che è accaduto da un altro punto di vista, e quindi dopo l'ennesimo specialista ognuno ha detto una verità, ma non è riuscito a legare le logiche del perché ti viene questo sintomo, questo problema, e quindi dopo le persone continuano a girare per anni da specialisti spendendo una fortuna, ma alla fine non arrivano quasi mai a una conclusione definitiva certo. della terapia. Pensa, una piccola... io ho avuto modo di conoscere un fisico, nonché anche religioso, nel senso che aveva una laurea, diciamo, nelle religioni, ecco, non era un prete, ecco, per dirla, e dove riportava, lui portava l'esempio, il corpo è soggetto alla fisica meccanicistica, diciamo, invece l'anima è soggetta alla fisica relativistica. Perché? Perché il tempo è relativo, noi a volte le emozioni, capita qualcosa, possono passare anni e poi arriva la botta magari della parte emozionale che ha influito su determinati organi, che ha somatizzato e tante altre cose. E invece lo spirito, perché noi bene o male, volenti o dolenti, abbiamo queste tre componenti nel nostro essere e via di seguito, è relativo alla fisica quantistica. Lì il tempo non esiste e quindi ci si muove diversamente. Ecco perché a volte, per quello quando tu riportavi che le persone, magari la medicina tende, o la farmacologia tende a unificare il tutto, o anche dividere, per dire, le varie specialità in modo da tenerci separati anche lì. Secondo me c'era un grande statista che diceva: pensar male ci si azzecca, quindi vuol dire è peccato, però ci si azzecca. C'è qualcosina che magari invece... Allora cerchiamo di riprendere le redini del nostro cammino, dei nostri cavalli, quindi emozioni e il tutto, e cerchiamo di trovare... Ecco, ti rilancio a te il tutto, insomma, questa è stata una mia... No, ma è perfettamente così. Io mi sono anche accorto, tra l'altro, che quindi, pur essendo compenetrati questi tre ambiti, che poi non sono tre, ma è un riassunto, quindi fisico, elettrico, mentale e spirituale, in alcuni casi alcune patologie nascono prima o di più da un errore fisico o materiale. Nel senso che se io mi metto a bere tantissimo, o mangio completamente sbagliato, o vengo a contatto con delle sostanze tossiche, mi viene una patologia che è partita chiaramente da una problematica biochimica. Altre patologie nascono più magari da un trauma mentale, emotivo, e altre, questo è un po' più delicato come dicevamo, anche da problematiche spirituali, io intendo dire anche di linea familiare, cioè alcune patologie è come se noi, se mi permettete il termine, le prendiamo in carico energeticamente da anche un avo che non abbiamo conosciuto, può essere un nonno o un trisavolo, un qualcuno che, come poter dire, a livello energetico non ha risolto una determinata cosa, o fisica o comportamentale, e in noi, anche se poi la scienza riduce tutto al DNA, c'è ancora questa memoria, c'è ancora questa matrice. Questo perché lo dico? Perché allora alcune volte conviene partire più da un approccio fisico se la base di partenza del sintomo è
nata più da quella fonte, alcune volte conviene partire da quello psicoterapeutico o energetico e alcune molto più difficili da quello spirituale. Ecco perché è difficile trovare in una singola persona il terapeuta completo che un po' ha l'esperienza, l'occhio e la visione d'insieme, proprio perché è complessissimo questo infinito mondo di terapie, ma anche di comprendere un po' come si legano tutti questi meccanismi. Certo. Io in una certo qual modo non l'ho fatto, mi è capitato di farlo, cioè di approcciarmi un po' a tutto questo e ho tratto un po' la mia esperienza. È quello che noi dobbiamo fare, perché è lì che proviamo e ci rendiamo conto se una cosa funziona o non funziona all'interno di noi, solo che ci dobbiamo ascoltare ed è lì che manca. Esatto. Proprio... In realtà funzionano tutte queste cose, solo che se una persona è mentalmente predisposta solo a credere diciamo alla prima di queste categorie e non alle altre, cercherà sempre solo una soluzione nell'approccio materiale e addirittura mette in atto dei blocchi emotivi inconsci, per cui anche un approccio energetico o spirituale non funziona, perché è il primo che chiude questi canali sensoriali, energetici, mentali, perché le altre non possano funzionare. Quindi quando alcune persone magari tornano da esperienze anche spirituali, metafisiche, come chi va in pellegrinaggio a Medjugorje, non discuto adesso se sia vero o non vero, è impossibile adesso affrontare questi argomenti. Ma guarda, io vorrei fare un piccolo Federico Faggin, l'ingegnere Federico Faggin. Lui ha avuto un'esperienza particolare. Di premorte, quindi, se ricordo bene. Oltre a quella, ma anche proprio una visione nel tutto. Bene, qui c'è un Nemo e vi di seguito. Io ti consiglierei di leggere alcuni libri di questo Federico Faggin, visto che tu richiami qui che la fisica quantistica è storpiata, cos'è? Una teoria prettamente scientifica. Io ti consiglierei di leggere un po' di libri suoi, poi magari ne possiamo riparlare. Invece, carissima Marica, come sempre, lei dice, ognuno si esprime come si sente più a suo agio, ed hai ragione Luciano, dice, chi vuole non ascoltare, ma tutti meritano almeno una possibilità. Io non escludo nessun tipo di cura, non si deve avere pregiudizi, ma solo informarsi e scegliere liberamente. Assolutamente. E ci sono chiaramente delle epoche in cui alcune di queste possibilità vengono più sponsorizzate o facilitate come approccio e sappiamo tutti che negli ultimi 5 anni, diamo un numero, altri tipi di approcci sono stati anche un po' ostacolati, quindi di fatto esistono tutte queste possibilità, poi dietro purtroppo c'è tutto il mondo dell'interesse economico, commerciale, del profitto, quindi non sempre tutti i più grandi terapeuti o scienziati o scopritori vengono fatti parlare liberamente con la stessa possibilità, per cui le terapie più particolari uno se le deve cercare, ecco, questa è la mia esperienza, perché vengono un po' meno divulgate, diciamo così. No, in effetti è vero, ognuno di noi può ascoltare alcune cose e magari dire no, io non sono d'accordo con questo o non sono d'accordo con quello. Per dire, qua Zizza dice fisico, anima e spirito, spiegate cos'è l'anima e cos'è lo spirito. Allora, io adesso lo spiego a modo mio. Chiaramente ho seguito infinite conferenze di persone come Malanga, come lo stesso Faggin, avevo sentito anche delle sue o altri, e in un certo qual modo io più che spiegare vivo di pratica e di esperienza. Quindi quello che intendevo dire è che in alcuni casi, dopo vorrei parlarne, ci sono delle possibilità di vedere risultati certificati con prove scientifiche e pubblicazioni scientifiche a livello fisico, per esempio con l'uso degli enzimi. È un esempio. Ci sono delle tecniche straordinarie che si basano, come l'agopuntura, la cromopuntura, la biorisonanza, con prove scientifiche sul miglioramento di un sintomo
con queste tecniche o anche altre, ma ci sono chiaramente anche altre prove non scientifiche, perché non è possibile fare in doppio cieco questo tipo di risultato, con diciamo arti spirituali, io le chiamo così. Io appartengo anche a un gruppo spirituale che viene dal Giappone, in questo caso, se posso dirlo, tanto è un'esperienza mia, si certo. chiama Arte di Sukyo Maikari, è un esempio, ce ne sono un'infinità, io ho incontrato questa anni fa e mi è piaciuta tantissimo, dove trasmettendo una luce, non con lo strumento, è tipo Reiki, tipo una luce divina, diciamo così, alla persona che la riceve. Questa luce non è nostra, ma ci viene concessa da quello che uno può chiamare l'universo, Dio, il tutto, non importa da dove venga, ma deve essere una luce pulita di alto livello. La persona, come una pietra pomice, velocizza, diciamo, il pagare un debito karmico che ha accumulato, e ho visto con i miei occhi sparire sintomi o avvenire guarigioni e in maniera completa. Questo per dire, è l'anima, è lo spirito, chiamalo come vuoi, ma si va comunque a lavorare non sulla parte fisica che noi siamo abituati a vedere, neanche su quella bioelettrica con cui si può agire attraverso strumentazioni, quindi che poi ci siano tutte le disquisizioni, cos'è l'anima, cos'è lo spirito, cosa non è, tanto è uguale per me, ho sentito migliaia di conferenze. Le costellazioni familiari, per dire, anche quello rientra un attimo. E rientra in una di queste discipline. Appunto. Quindi ce ne sono tante. Ce ne sono tante e che dopo agiscono, appunto, era bella la domanda, ma non mi interessa dare una definizione, perché altrimenti potrei venire sconfermato o avvalorato da altri, ma non importa. L'unica teoria che secondo me racchiude il tutto, che perlomeno è abbastanza ragionevole, è quella di Rupert Sheldrake, il quale è un biologo inglese, è partito come biologo inglese, poi non parla più di biologia, il quale ha formulato dopo anni di ricerca l'ipotesi, perché chiaramente non è dimostrabile, ripeto, con strumentazione scientifica, del campo morfico o del campo morfogenetico. Questa teoria molto complessa, io cercherò di spiegarla in maniera veloce e riassuntiva, spiega sia le costellazioni familiari, sia quasi tutti i fenomeni religiosi, sia tutti i fenomeni spirituali, ma anche quelli fisici e materiali. Cioè, Sheldrake postula l'esistenza di una connessione completa e continua di tutto quello che esiste al mondo, cioè nulla è separato, non è l'unico chiaramente che lo dice, ma il tutto è retto da un campo energetico che contiene già prima della forma della materia, della fisica, la memoria di quello che tu sei. Cioè, lui dice, come si può spiegare che se il DNA ha tutti i codici di messaggio per cui poi accade a livello biologico, a livello materiale, la formazione di una cellula, non è facilmente spiegabile come mai anche in elementi non umani, dove non c'è il DNA, le varie molecole si formano sempre secondo questa precisa conformazione. E anche il DNA non spiega tutto, poi cercherò di approfondire anche questo, per cui lui postula l'esistenza di questo campo morfogenetico, che è una matrice specie specifica, tale per cui tutto rimane in memoria, come hai detto tu, non c'è il tempo, non c'è lo spazio, e segue esattamente la conformazione di quello che è la nostra specificità. Quindi tutti i comportamenti seguono più o meno questo bagaglio di esperienze che è già, se vogliamo dire, prestampato, e così la nostra forma fisica, e così i minerali e tante altre cose. Quando ci sono le costellazioni familiari, per esempio, è come se noi ci ricolleghiamo a livello di gruppo ad un campo morfogenetico dove c'è la memoria di quello che è accaduto, anche ai nostri avi, e quindi noi ricollegandoci è come se riattiviamo determinati processi che sono in memoria e li manifestiamo in quel momento, ok?
Ecco dove più discipline possono prendere una minima spiegazione di quello che accade, che apparentemente se non sembra magia o fantascienza. È quella la paura di tante persone, forse. Assolutamente sì. Cose che non sono riconducibili, diciamo, a una prova scientifica. Esattamente, di cui uno può temere. Invece è come se esistesse un campo del punto zero, diciamo così, che non è fisico, ma una specie di archivio dove tutto quello che è esistito rimane in memoria, e quindi alcune cose che noi viviamo oggi sono una parte quello che già è stato, e una parte con il libero arbitrio possiamo guidarla in una nuova evoluzione, però non partendo da zero, sempre sulla base di questo campo morfogenetico che ci dà a noi una specificità singola, ma anche a livello collettivo. Anche perché, se guardiamo bene, noi abbiamo degli archetipi che si ripetono nei tempi. Quindi Esattamente. Vuol dire che ci sono già dei modelli, che poi ognuno di noi è a sé stante, però il modello c'è, quindi noi siamo quel modello e da lì c'è un'altra evoluzione. Questo è quello che penso io. Posso sbagliarmi, nessun problema, ci mancherebbe altro. Nessuno di noi, come hai detto giustamente anche tu Antonio, nessuno è qui per dire la verità sicura al 1000 per 1000, è impossibile. Non saremo forse in un corpo umano in questa esperienza. Sicuramente, ecco. Saremo Però, diciamo, io resto dell'avviso che a volte fare riflettere su alcuni argomenti che magari possono andare contro qualsiasi altra cosa sia motivo appunto di dire ma c'è qualcosa, e soprattutto imparare, dico io, ascoltarsi all'interno, e qualcosina dovrebbe uscire. Questo è quello che penso io. Sì, io posso dire a riguardo, se non è troppo dispersivo perché siamo partiti a braccio libero, ripeto, che ognuno di noi ha un po' un programma di vita, diciamo così, non ripeto fisico, anche caratteriale. Poi io sono convinto personalmente, qui lo dico, che noi non cominciamo ad esistere quando nasciamo. Secondo me, io sono della scuola di pensiero che l'anima non muore mai e siamo esistiti anche prima in vite precedenti. Questo, ripeto, anche lì non è dimostrabile, però diciamo che in diverse volte anche diversi psicologi e psichiatri, soprattutto inglesi e americani, sono riusciti anche. C'è un bel filmato che gira su YouTube, uno dei tanti, di un bambino di cui non ricordo il nome, ma non è l'unico chiaramente, che era nato in Inghilterra, mi sembra in Inghilterra in questo caso, e già a 2-3 anni disegnava continuamente a livello ossessivo, prima degli scarabocchi, perché già un anno prendeva la matita e scarabocchiava. A 2-3 anni ha cominciato a disegnare sempre un aereo, e poi sempre più dettagli. Erano aerei da caccia della seconda guerra mondiale, e così sempre più dettagli, finché la mamma lo porta da tantissimi psicologi, dicono ma sarà un caso, sarà che lui ha visto i cartoni animati con l'aereo, sarà che gli avete comprato il giocattolo dell'aereo, tutte queste cose qua, faccio un riassunto chiaramente, finché alla fine questo bambino, che è ancora vivo, cresce, si ricorda esattamente lui chi era quando è stato abbattuto con un aereo dalla contraerea degli altri, non mi ricordo se erano gli americani che gli hanno sparato o chi, perché adesso non mi ricordo tutti i dettagli, tanto che arriva questa equipe di psichiatri e psicologi senza premeditazione, cioè non creano come in televisione una scena per poi creare il caso, lo imbarcano su una nave e lui dice io mi ricordo più o meno che ero caduto qui. Tutti, come per dire, questo è matto veramente, chiamano la marina, vanno giù coi sommozzatori e c'era l'aereo, oltre che. Quindi. Al che il bello è che a un certo punto si ricordava anche del suo compagno che praticamente era caduto con lui, che era ancora vivo, ricordandosi il nome, aveva 90 e rotti anni, era un ex militare, e vanno a cercarlo. Quindi quando sto bambino di 7-8 anni va dal compagno che però aveva 90 e rotti anni, c'era un bel salto. Il vecchiotto dice ma chi è questo bambino, cosa vuole da me? E lui tipo gli dice ciao Giovanni, ti ricordi di me? E no, come faccio? E gli dice il nome della moglie col vezzeggiativo con cui solo lui, la persona anziana, chiamava la moglie.
Quindi quell'altro ci rimane malissimo e dice: ma come fai a sapere queste cose? Eravamo insieme in quell'aereo lì. Io di queste storie ne ho un po' così osservate una decina in India. C'è una bambina famosissima in India che è stata anche da Gandhi, con tutte le prove, questo bambino, quindi non è da lì che io traggo queste conclusioni, ho avuto esperienze mie, però diciamo che sono più di questa opinione, semplicemente per uscire da questa logica, ma per dire che molti sintomi non cominciano da zero quando noi nasciamo e uno dice: porca miseria, scusate la parola, ho 2 figli, 2 gemelli, uno è perfettamente sano e uno ha anche già un deficit. Come mai questa cosa accade? Sono sfortunata, non doveva accadere, e si accetterebbe comunque, però sembrerebbe un gioco di dadi buttato a caso nell'universo, no? C'è a chi va bene, c'è a chi va male, e buonanotte al secchio. In realtà, letta in questo modo, c'è comunque una minima spiegazione che nulla parte da zero, ma c'è già un programma di vita che comunque non è cancellato e dobbiamo lavorare su questo, a partire da lì e andare in meglio. Chiaramente è un riassunto, vi ho detto, sono troppi gli argomenti, ma... La salute, diciamo, è importantissima. Quando diciamo una persona sta male, per forza di cose cerca qualsiasi punto per aggrapparsi per riuscire, diciamo, a uscire da certe situazioni, e non sempre può succedere. Però io resto dell'avviso che cercare di tenere una mente aperta, cioè guardarsi attorno, non essere, perché la pubblicità in questo momento la sta facendo da padrone, e come dicevo prima, pensare male è un peccato, però ci si azzecca, c'è qualcosa che non va nel sistema sanitario ora come ora, e un pochino alla volta le cose vengono fuori. Era solo fare una piccola premessa per dare 2 risposte a 2 messaggi che sono arrivati, certo, lì. Quindi di conseguenza noi ci ritroviamo a, come ho detto, queste chiacchierate servono a delle persone di parlare, trasmettere un loro sentito, poi chi riceve questa informazione ha la capacità di valutare e quant'altro. Se trova qualcosa che può essere, è come un faro, come dico sovente, un faro trasmette la luce su una scogliera, non può sapere quanti naviganti sono tuttora in mare, però lui la luce la manda. Se la luce può essere utile a quel navigante per evitare, che so, uno scoglio o qualcosa che non va, ben venga, poi ognuno farà tesoro di ciò, se può essere utile. E non è detto che sia adesso, perché magari questo potrà essere utile, magari, che so, tra 1 anno, 2 anni, 3 anni, perché il nostro cervello immagazzina tutto. Assolutamente, ha già immagazzinato, come ho appena detto. Poi è chiaro che ci sono degli approcci più scientifici e dimostrabili, e per esempio volevo parlare anche di questo perché non è una pubblicità, ma è un valore che io voglio dare, perché se torniamo al titolo avevamo scritto così a braccio: enzimologia, cromopuntura, biorisonanza e quant'altro. Allora, perché dico enzimologia? Io ho avuto la fortuna di conoscere circa 20 anni fa allora parliamo di un approccio della materia adesso, non degli altri. Questo ingegnere biochimico, di cui dico anche il nome, si chiama Pasquale Ferorelli, il quale, partendo molti anni prima, negli anni '80, con la volontà di risolvere un problema di acque contaminate nella zona del Napoletano, per il comune di Napoli ci furono dei batteri che inquinarono una determinata zona e potevano andare nelle falde acquifere. Quindi l'università con la regione chiamò un'equipe di ricercatori e di scienziati per risolvere questo problema. Il problema venne risolto da questo ingegnere biochimico, che riuscì a trovare nelle acque termali della Solfatara di Napoli un enzima, il Thermophilus aquaticus, che non moriva a 140 gradi circa, quando lui spiega che più o meno gli enzimi muoiono a 70-80 gradi.
costruendo quindi a livello ingegneristico una catena di tubi, di cisterne, di cose che adesso io non sono esperto, è impossibile, dove prelevando questi enzimi e facendoli lavorare con determinate tecnologie, gli enzimi riuscirono completamente a ripulire le acque del Golfo, e tutt'oggi questa immensa catena industriale è quella che mantiene pulite queste acque. Cos'è successo? Che capendo che l'enzima riusciva a fare tutti questi processi, convertì questa scoperta nella biologia umana, nello studio della cellula umana, e quindi si dedicò 10 anni chiuso in un laboratorio a studiare come portare gli enzimi a livello di poter superare la membrana della cellula umana, convinto che è l'enzima l'elemento da cui partire per risolvere i problemi di varie patologie. Dopo anni di ricerca ci riuscì. Adesso esiste una linea di prodotti su base enzimatica. Lui ha fondato così l'enzimologia biodinamica, perché non è sufficiente prendere degli enzimi, in questo caso estratti da frutta, verdura, funghi medicinali, metterli in un veicolo. Noi abbiamo l'amido di mais e del fruttosio, lo bevi e funziona. Non funziona. Tutta questa sostanza viene lavorata sempre da un processo industriale. Alla fine sono gli enzimi che praticamente convertono le molecole di partenza in derivati, in questo caso, finché alla fine del prodotto c'è ATP, adenosin trifosfato, energia allo stato puro, e la memoria degli enzimi in questi vettori energetici. Adesso, senza andare nel dettaglio, perché dico questo? Lui dice che la molecola cioè l'elemento che risolve tutto sono gli enzimi. Tutti gli altri prodotti o possibilità funzionano, ma sono secondari. È l'enzima che ha la memoria energetica e biochimica di tutto e riesce a riparare il danno cellulare. Quando lui disse queste cose venne preso per matto, cominciò a fare delle pubblicazioni scientifiche che oggi sono visibili nel sito, posso dirlo? Non so. Sì. Nel sito cytozeatec.srl.ch. Anche perché, diciamo, dando queste informazioni la gente può andare a vedere. È quello che permette alla gente di vedere cose nuove, magari. Esatto. No, non stiamo vendendo nulla, sto raccontando delle storie. Qui non c'è, nessuno vuol vendere, né tantomeno. No. Ecco, sto cercando di far capire che dei 1000 approcci ne racconterò 2 o 3 che hanno sempre dato, diciamo, dei risultati straordinari, come ho visto prima che tu hai bevuto un po' di CDS, che conosco, non sono uno specialista, ed è un'altra cosa che sta prendendo molto piede perché ha il vantaggio di funzionare molto bene e di soprattutto costare pochissimo. Ecco, non è una panacea, in primis. No, quasi lo è, cioè funziona. Sì, no, nel senso che non è che uno deve prendere quello e convinto di fare qualsiasi cosa. Cioè, a monte c'è altra cosa. Dai solo un aiuto alle cellule, a portare ossigeno in più alle cellule. Poi, se hai, una vita sregolata, non puoi pretendere che quello, ti risolve i problemi con la moglie. No. Non puoi. No, qui è la stessa cosa, però ne parlo perché dico abbiamo perché io lavoro per questo scienziato, per fortuna è ancora vivo, ha 81 anni e è riuscito dopo 20 anni di ricerca ad avere 13-14 pubblicazioni scientifiche anche su PubMed che non possono essere sconfermate in nessuna parte del mondo, su problematiche molto gravi, anche oncologiche, malattie autoimmuni, ferite. Quindi di questo posso parlarne ufficialmente a livello scientifico perché sono stati fatti convegni, sono state fatte appunto queste pubblicazioni scientifiche ed è tutto online sul sito cytozeatec.srl.ch. Se andate a vedere casi clinici, per dire umani risolti, vedete delle cose straordinarie, delle guarigioni che sembrano impossibili, ma al di là di questo. Perché ne parlo? Perché questo ricercatore è stato il primo che io abbia conosciuto
Non che riesce a ottenere delle guarigioni, perché anche la fitoterapia, in qualunque modo l'omeopatia ha ottenuto grandi risultati, ma lui dice per la prima volta che secondo lui la biologia umana viene regolata a livello prioritario appunto dagli enzimi, che sono la chiave di volta da cui partire per ricostruire il deficit a livello metabolico, e se non si parte dagli enzimi si può fare un grande lavoro, ma sarà sempre parziale. Ecco dove lui ha fondato appunto questa teoria con i prodotti su base enzimatica, e dice che negli ultimi anni dice che non esistono, tra virgolette, le malattie, che chiaramente esistono, ma lui le chiama enzimopatie, cioè le patologie non sono altro che, per 1000 motivi, uno squilibrio della cellula, come abbiamo accennato prima anche per questioni psicologiche e alimentari, che però poi vanno a alterare la produzione di enzimi sani, e addirittura nelle patologie gravi producono enzimi tossici. Quindi è una guerra di enzimi. Lui dice dobbiamo partire dagli enzimi per curare la cellula. Questa almeno è una cosa che volevo dire, perché uno può andare a verificare, e ha sempre dato dei grandi risultati in quanto è un regolatore del metabolismo totale. Okay? Può funzionare per qualunque tipo di patologia, perché sono tutte terapie, come altre di cui parleremo dopo, che alla fine non vanno ad applicarsi e a combattere il sintomo, ma vanno a cercare di riparare il retroscena della malattia, cioè la causa che poi si manifesta con il sintomo, ma il sintomo spesso non è la causa. È chiaro anche questo passaggio? Guarda, Andrea chiede il nome dello scienziato e del sito. Sì, grazie. L'avevo detto. Allora, ha anche un sito. Lentamente, ecco. Lentamente. Allora, lui si chiama Pasquale Ferorelli. Pasquale Ferorelli, c'è anche un sito dedicato a lui direttamente. L'azienda invece che lui ha creato con l'utilizzo degli enzimi è la Cytozeatec. Il sito è cytozeatec.srl.ch. È CH, ma non siamo svizzeri, perché durante il Covid è stato oscurato il sito, poi non vado oltre, perché comunque funziona molto bene su tante patologie, diciamo così. Qua Andrea chiede ancora che cos'è, cioè chi è un enzima, che cos'è l'enzima? Gli enzimi sono chiaramente già stati scoperti prima di questo ricercatore, sono microscopiche proteine che si trovano in tutta la materia organica, quindi si trovano addirittura sul legno, ovunque, sulle foglie, sulle piante, sulla frutta, sulla verdura nel corpo umano. Non esiste, diciamo, un elemento che non possa contenere enzimi, e sono dei regolatori, dei messaggeri che trasportano le informazioni su tutta la biologia umana. È molto più complesso, adesso io lo dico a livello di vignetta così, e come un postino che ti porta la lettera dicono ai vari passaggi nel metabolismo fai questo, fai quello, e continuano a portare le informazioni. Se gli enzimi non funzionano si blocca più o meno tutto quello che è il processo del metabolismo. E io vorrei aggiungere, se non abbiamo gli enzimi non possiamo bere del buon vino. Esattamente. Quindi, ecco gli enzimi. Ma lui mi spiegava, per esempio, poi è chiaro, se mi sente un biochimico, l'ho detto un po' marginalmente, sì, ma quando noi lasciamo una banana sul tavolo che da gialla diventa nera, sono gli enzimi che fanno quel processo di trasformazione. Quando in autunno le foglie praticamente da verdi diventano più gialle, sono gli enzimi. Quindi l'enzima crea tutti questi meccanismi di trasformazione sia dell'energia sia poi della biochimica, proprio delle molecole chimiche. Le patologie hanno una problematica enzimatica. Ecco che ridando enzimi buoni, detto un po' marginalmente, rimettiamo in equilibrio questo processo e possiamo arrivare fino anche ad una ottima guarigione. È come il CDS, diamo ossigeno alle cellule. Esattamente. Le nostre cellule hanno bisogno di ossigeno. Esatto. Noi con la respirazione, una scorretta respirazione, ne incameriamo meno.
gli inquinanti che sono presenti e quant'altro, però ecco che se noi incameriamo più ossigeno, per forza di cose diamo Esatto. un aiuto. Solamente, è la stessa cosa, noi partendo dagli enzimi creiamo poi energia nel mitocondrio che la cellula creerà a sua volta più ossigenazione. In quel caso lì si parte dall'ossigeno, viene dato alla cellula, che è sempre un processo certo, che è compenetrato, e quindi si riattiva in un certo qual modo una parte c'era una del domanda metabolismo. prima di Stefano, diceva: ciao, l'altro giorno il dottor Castellini ha rimembrato quello che diceva il sussidiario delle elementari negli anni 70: il mondo vegetale è composto almeno del 50% di CO2. Chissà perché sta antipatica ai potenti. Ma ripeto, io una volta feci questa domanda a Ferorelli, perché lui è molto affermato, magari un giorno, se vi va, potremmo anche invitarlo via radio, perché si sposta poco e lui sa spiegare benissimo questo. Ma in realtà lui mi spiegò che senza CO2 non solo non possiamo vivere, ma è necessaria per poi la conversione della produzione anche di ossigeno. Facendo esperimenti su alcune serre dove poi c'era più CO2, si producevano a sua volta con le piante più quantità di ossigeno. Poi io non so spiegare il dettaglio biochimico, però sono tutti processi fondamentali. Bene, ci stiamo avvicinando alle 11, manca una decina, allora compriamo. Poi andremo un po' più sullo specifico anche magari della biorisonanza, biofotoni, energia in modo così. Cromopuntura, biorisonanza, sì. Così diamo un po' un quadro. Okay. Che, come dicevo prima, queste qui sono informazioni, nel senso che magari sono argomenti che non vengono tanto nominati o citati, e le persone hanno motivo poi di approfondire e soprattutto rendersi conto, valutare, insomma, se per una cosa non lo sai o no, ecco che hai la possibilità. Sì, io lancio poi dei messaggi, non è un convegno chiaramente tecnico questo, perché sono stati fatti anche tanti convegni, ma poi sono molto pesanti, sono difficili da seguire. Qua dice: si potrebbe dire che gli enzimi siano degli elementi di comunicazione tra lo spirito e la biologia? Allora, è difficile dirlo. Lui è un ingegnere biochimico, però di fatto è arrivato, tra virgolette, alle stesse conclusioni di molti che studiano lo spirito. Le ultime volte mi spiegò che sono stati trovati anche enzimi dormienti, ma in realtà ancora vivi, nelle mummie egiziane. Questa è una cosa proprio vera, e anche in alcune meteore, che una delle quali, se non ricordo male, è caduta nel 2018 in Australia. Questo per far capire che alcuni enzimi si incistano, si nascondono come in una specie di letargo, ma non muoiono mai, perché, non tutti, alcuni, perché altrimenti queste meteore, in cui proprio scientificamente li hanno trovati, questo è inconfutabile, passando a determinate pressioni e temperature, nessuna forma di vita, mi diceva, potrebbe sussistere in quella meteora. Invece gli enzimi sono stati ancora trovati, quindi di fatto tutto è compenetrato. Diciamo che sono probabilmente uno degli elementi a più stretto contatto di questo che stiamo dicendo. Infatti lui conferma che non è il DNA a guidare il movimento degli enzimi che producono poi meccanismi biochimici, ma è il contrario, sono gli enzimi che poi danno l'impulso al DNA perché possa funzionare bene. Bene, poi abbiamo, Zizza che ha mandato, dice: la distinzione tra anima e spirito risiede nella loro natura e funzione. L'anima è il principio vitale ed emotivo legato alla nostra individualità terrena, mente, volontà ed emozioni, mentre lo spirito è la scintilla divina, la dimensione superiore e immateriale che ci permette di trascendere il materiale e di entrare in contatto con Dio o con l'assoluto. Certo, può essere, io non lo so, e nel senso relativo, ripeto, mi affido, come vedremo dopo, a delle procedure comunque sempre ripetibili.
nel senso, per esempio, quando parleremo di cromopuntura accenneremo all'informazione che può essere veicolata dai cristalli. Ecco, qua dicono anzi, sì, ma non si chiamano enzimi, si chiamano aminoacidi. Beh, insomma, gli enzimi esistono, noi li utilizziamo, li estraiamo con delle centrifughe da frutta e verdura. Comunque io ho parlato in generale di una base che è, questa è l'enzimologia biodinamica, l'ha fondata lui. Andando a vedere il sito, la parola enzimi risulta milioni di volte, quindi certo che esistono. Qua dice Zizza, la prima cosa che viene in mente parlando di enzimi è il nostro apparato digerente, senza i quali saremmo del gatto, come dicono i francesi. Sì, questi magari sono gli enzimi digestivi, credo che si riferisca a quello, ma ripeto, con i prodotti citozeate noi possiamo andare a riparare un problema anche nel ciclo di Krebs o in parti del metabolismo dove è difficile, se non impossibile, arrivarci con altri elementi. Quindi sono ovunque. Specifici, diciamo. Esattamente. È come, faccio un esempio, che so, un muratore che deve sostituire un mattoncino, e se non ha il mattoncino utilizza, che so, altri componenti, però se ha quel mattoncino specifico non farà altro che inserirlo dentro, se è mirato correttamente. Infatti nel sito potete vedere dove ci sono anche casi risolti umani, c'è anche la rigenerazione di un dito di una bambina di 2 anni che dopo aver perso la falange del dito perché gli è stata chiusa la manina nella porta di casa involontariamente, bevendo il prodotto e mettendo anche direttamente il dito a contatto con il prodotto, dopo pochi mesi si è rigenerato il dito dall'osso alla pelle a tutto fino alle impronte digitali. Quindi, ripeto, questi enzimi hanno la possibilità anche di stimolare la produzione di nuove cellule staminali, se così lavorati però, e sono per quello una delle scoperte più importanti, credo io, degli ultimi 50 anni. Un po' alla volta ci arriveremo. Sì. Quindi, perché in effetti ci sono dei codici nel nostro corpo che noi per il momento non conosciamo. Esatto, lui mi parla di questi codici, il prodotto contiene la memoria di tutti questi codici. Quindi... Costruire il prodotto è un processo che è 1,5 chilometri di reattori, valvole, tubi, è molto complesso, è difficilissimo capirlo. Che conta è l'effetto, perché alla fine di questa chiacchierata io tutto quello di cui ho parlato, essendo comunque un terapeuta di professione, a me interessa il risultato. Poi non sono un biochimico, magari non so, diciamo, il termine esatto. Il risultato interessa a tutti alla fin fine. Esatto, poi posso sbagliare se al posto di aminoacido enzima, anima, non anima, queste sono cose importantissime, ma a me che interessa poi alla fine sono i risultati. Allora, Anna Pia chiede gentilmente chi è l'esperto intervistato? Beh, io sono un terapeuta, mi chiamo Antonio Belligoli, vivo in provincia di Padova per ora e appunto mi sono occupato un po' di tutte queste cose e di altre ancora. Adesso stiamo facendo una carrellata, ripeto, a ruota libera, così come viene. Qua aggiunge, siamo tutti diversi, vedi impronte digitali, non si può protocollare nulla. No, infatti, noi siamo tutti diversi, però il prodotto riproduce l'impronta digitale della persona, non un'impronta digitale qualunque, quindi riproduce la matrice della singola persona. Questa è la magia, se così vogliamo dire, dell'enzima, perché l'enzima ha la memoria di tutto e riesce a creare questi effetti qua. Bene, allora mi richiedono ancora il sito web dove si trovano queste informazioni. Allora, queste informazioni le trovate pubblicate su www.citozeatechsrl.ch. Lì potete vedere anche dei video di medici. È molto complesso il video, cioè molto ampio, quindi ci sono pubblicazioni scientifiche, casi risolti, webinar, video, ricerche, prodotti, è tutto pubblicato proprio perché, siccome questo ricercatore purtroppo è stato anche un po' ostacolato negli anni, lo posso dire, lui pubblica tutto.
nessuno al mondo per ora è riuscito a sconfermare quello che ha pubblicato. Beh, aggiungo io per dire, col CDS Calker, per Sì. dire, l'American Food Administration, sì. quella via di seguito, diciamo, ha tolto dall'elenco delle cose negative il CDS. Per dire. Bene. Quindi vuol dire che qualcosina si sta muovendo pianino. e stanno rendendosi conto che le cose possono cambiare. Sì. Ecco. Allora abbiamo 55 secondi, poi parte lo spazio pubblicitario. Allora qua, un attimo, ripeti anche il nome dell'ideatore. Ferorelli Pasquale, nato in Puglia, ma vissuto a Milano, vive ancora a Milano da 50 anni. Ed è veramente un ingegnere, hai detto? Ingegnere biochimico, ma ha 5-6 lauree perché gliene hanno regalate un po' in fisica e diciamo che sono quelle persone illuminate che hanno una marcia in più, sì, ecco, non è tanto la laurea sì, in sé, posso dirlo. Quindi persone che sono, non lo so, ecco, qualcuno magari può sorridere e quant'altro. Io resto dell'avviso che il sistema sa posizionare nei momenti critici determinate persone e dà a ognuno di noi anche, diciamo, la forza di resistere per quello che possiamo sopportare. Sì. 2 secondi, pubblicità, a dopo. Eccoci qui di nuovo in diretta radiofonica sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Siamo sempre io, Luciano, assieme al dottor Antonio Belligoli. Allora, direi, visto che erano 2 messaggi che mi sono saltati prima di meno, dice: conosco benissimo Fagin, criticato aspramente da tutta la comunità scientifica perché vi servono le scoperte scientifiche per avvalorare le vostre tesi. È una fortuna per voi che esista l'effetto placebo, voi esistete solo per questo. Va bene, ma la scienza presumo non ha nulla a che fare con quello che sostenete. Allora, guardate, in questo caso c'è una frase all'inizio del sito Citozeatec che è: ciò che è impossibile per l'uomo è possibile per gli enzimi. Noi abbiamo una ricerca, lo ripeto, con studi universitari e pubblicazioni scientifiche. Siamo avvalorati all'FDA americana, Food Drug Administration. Stiamo vendendo prodotto in California, a New York, in Nigeria, in Madagascar e in altre parti del mondo. Collaboriamo con oncologi, collaboriamo con medici e continuiamo ad archiviare casi di guarigioni effettuate da medici laureati in medicina, specialisti, oltre che naturopati e quant'altro. Quindi una pubblicazione scientifica si può sconfermare solo con un'altra pubblicazione scientifica. Per ora non ce l'ha mai fatta nessuno, questa è la nostra non scienza. Abbiamo una telefonata, proviamo, eccola qui, pronto? Pronto, ciao. Scusa che abbasso la radio. Dunque, io mi chiamo Renzo, sono un medico. Sì. Pronto? Prego, sì. Posso altro confermare queste cose che sta dicendo questo amico che non conosco, ed effettivamente gli enzimi sono la soluzione del problema. Ho avuto modo di conoscere la ditta perché sono andato un giorno per caso e diciamo che la cosa è fondamentale. Quella persona che ha detto questa cosa con il messaggio, vorrei dire che le major americane fanno di tutto per comprare la ditta, che io spero vivamente che rimanga italiana, anche perché il personaggio che l'ha messa in piedi è veramente un genio e una persona onesta, diciamo così. Ecco, io volevo solo dire questo. Ecco, io la ringrazio a nome anzi anche Antonio. No, grazie, perché io non solo lavoro per l'azienda, ma io ci lavoro perché sono amico di Ferorelli. Certo, lui mi ha preso come un figlio, lo posso dire anche in radio. Ci credo, ecco, perché è una persona così. No, ma è, per chi non l'ha mai conosciuto, quando uno lo vede di persona è tipo un piccolo Ettore Majorana o Nicola Tesla, cioè non è che lui fa solo questo. Sì. Ok? Certo. Qui ho detto una parte di quello che lui ha inventato o sa fare, però si parla di non scienza, oltre la scienza. Esattamente. Certo. Solamente quando uno ha un'idea geniale
che proviene da non so dove, e poi con il cervello, usa il cervello per poterla realizzare, e siccome io ormai ho questa convinzione, il cervello è una macchina quantistica che serve a realizzare i pensieri, alla fine se si impegna veramente raggiunge il risultato. Quindi l'osservazione degli enzimi, che alla fine era una piccola definizione quando facevi biochimica o biologia negli studi di medicina, che aveva un significato sì così generale, ti sfuggiva tutto il particolare. Insomma, dopo alla fine, dopo una vita che tu fai fermentare il vino e produci il vino, fai fermentare il latte e viene fuori lo yogurt, vai al di là di queste cose e capisci che noi funzioniamo grazie a questi principi fisici, biochimici, chiamiamoli così, e anche hanno anche altro significato, e vai a cercarne il vero significato. Queste sono le conseguenze, che fai i miracoli. E poi una persona si chiede: ma come posso trasferire questa cosa alla popolazione perché sia un beneficio per tutti? E così nasce quello che ha costruito questa persona, che gli auguro altri 100 anni di vita dal mio punto di vista, perché è un patrimonio dell'umanità. Ecco, solo questo per quello che ho potuto vedere io. Dopo gli altri parlano, ma parlano perché ripetono a pappagallo quello che sentono dire, ma in realtà non hanno capito nulla. Cioè la mia ok, però qui vorrei intervenire con un'altra piccolo racconto. Quando io anni fa, siccome allevo cani per passione, è la mia vera passione, gli chiesi di fare un prodotto su base enzimatica per gli animali. Lui, che di solito mi diceva: ma no, ma cosa vuoi fare? Insomma, è difficile trovare un'idea vincente contro di lui, è stato zitto. Dopo 6 mesi vado a trovarlo e vedo sulla scrivania dell'azienda il prodotto con scritto Citovet, che io avevo sparato un nome, ho detto chiamalo Citovet. Sentite questa. Perché racconto questo? Non per parlare di me o degli animali, ma io ho fatto centinaia di prove su cani, cavalli o altri animali con patologie mortali, e abbiamo certificato anche le guarigioni. Quindi perché dico questo? Perché se io prendo una macchina di biorisonanza, un prodotto enzimatico, e soprattutto lo testo su un animale che non sa quello che sto facendo, lì il trucco non c'è, perché andiamo a smantellare tutta la suggestione, cos'era la parola? La suggestione, tutto quello che è no, proprio non c'è la suggestione mentale, perché c'è l'animale, ho capito. Esatto, e quindi noi abbiamo soprattutto in campo veterinario delle guarigioni straordinarie. Ecco dove non possono dire no, ma è perché l'hai convinto e gli hai fatto il lavaggio del cervello. Sì, l'effetto placebo domani mattina. L'effetto placebo si inizia adesso a capire esattamente che cos'è, e qui la fisica quantistica entra in take scivolato, pertanto per parlare e fa saltare tutti quanti quello che avevamo detto finora, esatto, che era sbagliato. Sì, ma la gente ascolta perché legge un qualcosa su internet e diventano tutti maestri. Sì, ma no, ma non importa, io sto solo dicendo l'effetto placebo, certo che esiste, certo, ma se tu nascondi il prodotto nel cibo di un cane malato, dov'è l'effetto placebo? Questo è il punto, no? Scusi, sono abituato a Radiogramma 5. No? Perfetto. Certo. Senti, complimenti, perché stai facendo una sintesi di quella che più o meno sono le patologie che serviranno in futuro. Comunque farebbe piacere parlarti a 4 occhi, che così ci parliamo anche più liberamente. Benissimo. Grazie. Renzo, grazie di cuore, buon proseguimento di ascolto. Va bene, grazie, buon lavoro a tutti. Grazie. Ciao. Allora, abbiamo sentito anche quello, poi... Posso parlare? Certo. Alla Vin Bastonacche lì, perché lui... Luciano... No, era riferito ai messaggi di prima, che non facciamo confusione, ecco.
E questi sono i problemi della diretta, perché i primi due messaggi, non riferiti a Renzo, ecco, quando si parlava appunto, anzi grazie, che poi quando ho letto io quei due messaggi lì, è subentrato Renzo e ha confermato quello che stava dicendo Antonio, ecco, era... come si dice, è così, però così. È giusto che sia giusto così. Che sia così. Sì, così, perché no, nascondere via di seguito. No, perché hanno per troppi anni, lo dico ancora, tentato di sconfermare quello che ha detto Ferorelli, e su questo lui ne ha sofferto molto, in quanto ricercatore veramente scienziato. Hanno tentato in maniera molto pesante, e quindi adesso anch'io non tollero più, non personalmente, ci mancherebbe, però a livello scientifico lì proprio è inconfutabile. Uno può non utilizzare il prodotto, può non amare questa logica, è giusto, però esiste ed è già dimostrato ed è stato certificato, punto. Anzi, dobbiamo ringraziare Renzo che ha valorato ciò che grazie dicendo. Di cuore, grazie di cuore, perché lui ha parlato da medico, giusto? Quindi se lo dice un medico ha ancora più valore. Vediamo, allora, adesso abbiamo un'altra telefonata, allora prendiamo. Pronto? Sì, pronto, ciao Luciano. Buongiorno, ciao Carla, buongiorno, ciao. E buongiorno al tuo ospite. Allora, senza togliere niente, anzi, per avvalorare tutto quel che è il tuo ospite, c'è Paolo Rossaro che è amico di Feronelli e non più tardi di un mese fa ha parlato in radio. È la prima volta che l'ho sentito, circa penso anche 10 anni fa, quindi c'è anche un altro medico che avvalora quello che sta dicendo il tuo ospite, il nostro Paolo Rossaro. Sì, beh, Paolo è un grande personaggio, io lo stimo. Appunto, cioè se Paolo Rossaro lo porta in radio vuol dire che è una persona più che seria. Allora, personalmente 10 anni fa, appunto più o meno, dico 10 anni, potrebbe essere 11, può essere 9, quando la prima volta lo ha portato, io ho provato il prodotto Citozeac per i miei problemi autoimmuni. Onestamente non ho avuto risultati, però adesso lo voglio riprovare perché magari non era il momento giusto, ma ho telefonato anche per chiedere un contatto telefonico, se possibile, visto che non ho Facebook eccetera eccetera, col tuo ospite, perché mi interessava anche il discorso della biorisonanza, se magari ne può accennare un attimo in radio, se magari vuol dare il numero di telefono. Hai un sito, Antonio? No, non ho un sito mio specifico perché non ho mai voluto poi pubblicare più di tanto. Ne farò magari uno perché vedo che sta crescendo questo interesse. Per ora ho un po' una pagina Facebook dove scrivo pochissimo, vivo un po' nascosto io dai social, non è che pubblico tanto. Comunque, per quanto riguarda ancora il prodotto, spesso se non funziona bisogna guardare i dosaggi. E bisognerebbe rivedere se ci sono dei protocolli, ma non sono obbligatori, però a volte sul caso specifico, se andava modificato il dosaggio, aumentando, cambiando, si possono ottenere dei risultati, perché a volte il prodotto non arriva in profondità in quella circostanza. Parlando invece di biorisonanza, qui entriamo nella seconda, così che l'ho chiamata, categoria di terapie, no? La prima era quella della materia, della biologia, eccetera. Poi la biorisonanza fa parte delle tecniche energetiche e consiste, parlo adesso in maniera semplicissima per chi magari non ha mai sentito parlare di questo, in una disciplina, una scienza anche questa, che è nata in Germania circa nel dopoguerra, circa 50 anni fa, per dare un margine di logica, partendo dal presupposto che ogni cellula umana ha una sua vibrazione di base, ok? Che se è sana la cellula, la vibrazione è regolare, costante, armonica, come in musica, è identica più o meno al concetto di musica, no? Se una cellula si ammala, e poi un gruppo di cellule, un tessuto, un organo o tutto l'organismo,
tutte queste vibrazioni a partire da una singola cellula si distorcono, non sono più nella loro fase che avevano quando la cellula è sana. Quindi è un assioma di partenza: cellula sana, vibrazione corretta, cellula ammalata, vibrazione distorta, e quindi energia distorta, eccetera. Cosa fa la biorisonanza? La biorisonanza è una strumentazione complessa, moderna, tipo un computerone da vedere, il quale ha in memoria, più è evoluta la macchina, più ha frequenze in memoria, ha in memoria la frequenza corretta di una singola cellula, di tessuti, di apparati, di organi, a livello di frequenza, non a livello di chimica. Non si fa l'analisi del sangue, non si vede nulla, sono frequenze. Quindi l'operatore di biorisonanza prende il paziente, a seconda del modello della macchina, o gli fa toccare dei manipoli con cui chiude un circuito bioelettrico, o lo stende su un tappetino pieno di sensori, ci sono vari modi, comunque va a scannerizzare le varie frequenze dei tessuti, degli organi, si possono vedere virus, parassiti, funghi, batteri, geopatie, quindi anche problemi di vene d'acqua, di nodi di Hartmann, nodi di Benker, 5G, cioè le frequenze di un sacco di cose. Siccome la persona tocca la macchina, si vede dove la persona è in disequilibrio su base di frequenza di questi valori. Quando il terapeuta vede la scannerizzazione, archivia tutti questi valori di frequenza fuori fase, li mette in un programma che quindi è specifico della persona, perché l'ha appena scannerizzato, quindi non è generico, e emette le frequenze corrette dei valori che ha trovato alterati. Quindi il valore non è solo il segnale di uscita che è terapeutico, ma è la specificità di quello che il paziente riceve su base di scannerizzazione. Perché questo? Perché tutte le patologie per ora conosciute in medicina hanno dei farmaci corrispondenti, quindi se uno ha una psoriasi magari deve prendere questo farmaco, quell'altro farmaco, ma è quel farmaco per tutti. La biorisonanza ha il valore più che altro di cercare il retroscena della patologia e non guardare il sintomo. Quindi se io scannerizzo una persona che ha la psoriasi, ma vado a vedere che magari in quel caso ha dei funghi o dei parassiti, non lo so, dei batteri particolari nell'intestino o sulla pelle, metterò poi le frequenze in terapia di quei funghi, di quei parassiti, eccetera. Quindi magari comincia a migliorare il problema della psoriasi non perché ho toccato la psoriasi in sé, ma il retroscena della malattia, che in quel caso erano dei funghi. E c'è lo specifico anche, magari aveva una candida o aveva non so quale altro tipo di fungo. Ecco che il valore della biorisonanza quindi non è la potenza di segnale, ma è l'insieme delle infinite frequenze quasi che si possono scannerizzare, che poi vengono scelte singolarmente e messe in terapia. È chiaro? Sì, io in teoria sono d'accordissima. Volevo chiederti appunto tu che tipo di apparecchio usi, più o meno quanto durano le sedute e soprattutto, visto che io addirittura non ho internet, non sono sui social, se potevi dare il tuo numero di telefono oppure il contrario, il mio numero di telefono che è apparso, oppure posso ridare in privato, che Luciano ti dia il mio numero di telefono e volevo contattarti appunto personalmente. Allora, perché appunto io con la scusa che qui la direzione, il CDA dice ai signori speaker evitare assolutamente di pubblicizzare la propria altrui attività. Però diciamo in questo caso qui abbiamo il dottor Antonio Belligoli, scusami, ma certo. C'hai il profilo, sì, in qualche modo mi si Carla, trova. Sì. Carla, adesso do il tuo numero a lui e poi ti contatto a lui, ecco, onde evitare, insomma, ecco. Appunto, sì, benissimo. No, ma l'hai visto il mio numero? Sì. Allora tieni un attimino, un secondo che rimane inattivo, così.
Intanto vado oltre, solo non parlando di me, ma della macchina, mi ha detto che utilizzo. Io ne ho provate alcune con dei colleghi, poi ognuno sceglie... Scusa se ti interrompo, di origine russa o tedesca? No, tedesca. Io utilizzo la Rayonex come marca, è la scuola di biorisonanza di Paul Schmidt, che era un ingegnere tedesco, il primo che ha fondato questa... C'è più da 50 anni anche questa azienda in Ma non Germania. era la scuola russa che ha iniziato per primi, no? No, ho detto l'ingegnere Paul Schmidt è quello che ha fondato la Rayonex, il primo che ha fondato questa marca, ok? Questa marca, e io mi trovo bene con questa perché è l'unica macchina per ora in commercio ancora radiestesica meccanicizzata, cioè non fa tutto il computer. L'operatore in mano ha un biotensor, quindi la classica bacchetta di biotensor che è collegata però agli impulsi di biorisonanza, e quindi ogni capitolo o ogni elemento tu lo verifichi come in radiestesia meccanicizzata. È chiaro? Tipo il principio di Voll, quella macchinetta? Ma è una radiestesia praticamente a livello visivo cambia, cioè i principi sono simili delle macchine, però mentre alcune sono automatizzate, tu metti delle cuffie addosso alla persona o gli fai toccare dei manipoli, schiacci un bottone e la macchina dice è venuto fuori questo. Lì è l'operatore che tiene in mano il biotensor e verifica se in ogni capitolo è sì o no, e si muove il biotensor. Quindi è difficile sbagliare se sei un buon operatore, perché è molto meccanico ancora il principio di visualizzazione della disarmonia. E poi, a prescindere da questo, io vedo che quando facciamo i trattamenti, è più di 10 anni che sono nel gruppo di operatori di Paul Schmidt, ci sono sempre stati grandi risultati, e anche a livello mondiale, perché poi c'è il convegno mondiale Rayonex e lì ci sono medici, anche giapponesi, c'è in 34 paesi al mondo questa marca, non è una sciocchezza, portano dei casi importantissimi risolti, quindi perlomeno per ora mi sembra una delle migliori macchine che ci siano. Sì, allora è completamente diverso dalla scuola russa che poi hanno preso in mano Germano, Padova, gli ingegneri di Padova, che per quanto ho saputo da un medico non è stata poi completata per la morte di uno dell'equipe, di uno degli ingegneri. Io alla fine guardo il risultato, quindi magari è straordinaria anche quella russa, però finché io vedo ottimi risultati con questo metodo, certo, faccio fatica a cambiare, perché tenterei di rischiare. Ecco, mi trovo bene. Come non vorrei monopolizzare troppo il telefono, ha avuto modo Luciano di prendere giù il mio numero? Sì, ho preso il numero. Buon, ecco. Va buon. Grazie, Okay, saluti figurati. e grazie, vi ascolto. Buona domenica. Grazie. Ciao Carla. Ciao. Grazie. Ciao. Bene. Perché effettivamente diciamo se hai un sito, la pagina Facebook ti trovano, c'è qualche informazione? C'è qualche informazione nella pagina Facebook, oppure paradossalmente do la mia pagina da allevatore cinofilo, dove c'è un numero di telefono. Posso? Sì, dai, che è www.presacanario.it. È una razza particolare che viene dalle isole Canarie. Io è 30 anni che mi occupo di cani per passione, e insomma è una grande passione che ho, e lì c'è un po' il mio numero, eccetera. Che è qui vicino a Borgorico, insomma, ecco, dai. Sì, sono non si sa mai, ecco, sono arrivato in queste zone da 5-6 anni. Poi si parlava anche biofotoni ed energia. Allora, biofotoni ed energia sono collegati chiaramente, perché tutto è frequenza e tutto anche è energia. Io il concetto di biofotoni li ho scoperti tramite la scuola di cromopuntura. Anche questo è stato uno ed è uno dei più bei capitoli che io ho vissuto e sto tuttora vivendo. La cromopuntura, come dice la parola cromo, colore, e puntura in realtà non è una puntura, sarebbe un'agopuntura senza gli aghi, tramite i cristalli e i colori
che passano con una luce attraverso questi cristalli. La cromopuntura è stata inventata, scoperta da Peter Mandel, un tedesco ancora, che purtroppo qui, per onore suo, devo dire, è venuto a mancare qualche mese fa, a circa 85 anni, 84-85 anni, e Peter Mandel era molto amico di Fritz Albert Popp, che era un fisico da premio Nobel, scopritore dei biofotoni. Quindi i biofotoni sono queste particelle di quanti di energia contenuti nella luce, soprattutto del Sole, per cui il Sole ha delle proprietà importantissime a livello terapeutico, ma la scoperta più interessante è che le cellule umane, e quindi il corpo umano nel complesso, emettono biofotoni a basso voltaggio. Quindi noi emettiamo quanti di luce. Siamo in parte costituiti da quantità di luce, siamo luce tra le varie logiche. E quindi quando Peter Mandel con gli studi di Popp cominciò a capire questo, all'inizio acquistò una fotocamera Kirlian, quindi una strumentazione allora più retrodatata di quelle che ci sono adesso, che permetteva su carta fotografica di fotografare l'emissione dell'energia del corpo umano, quindi di questi biofotoni a basso voltaggio, nel caso specifico con fotografie effettuate appoggiando i polpastrelli delle mani sul foglio di carta e poi il piede. E contemporaneamente, dopo aver fatto le mani, si spostava il foglio sotto alla macchina, si faceva la fotografia dei biofotoni. Non sono fotografie tridimensionali con il colore e la profondità. Parliamo che, fatta la foto, perché qui siamo in radio, non si può vedere, rimangono come delle impronte nere su carta bianca dell'energia che esce dalle mani. È chiaro, non si vede la mano, si vedono come l'aura dei santi, per dire, si vede il cerchio attorno al dito della mano che è la sua energia che esce. Il campo energetico, cerco di spiegarlo chiaro per chi magari non ha mai visto, si deve fare un'idea. Cosa succede? Che Peter Mandel dopo un po' vide che uno dei punti delle dita, lui aveva un problema allo stomaco in quel momento, aveva una sbavatura nell'immagine, e dopo tempo, sempre con un problema allo stomaco, c'era una sbavatura nello stesso punto dello stesso dito, quindi ebbe l'intuizione che l'energia del corpo umano che emette biofotoni si altera a seconda delle patologie non a caso e può essere fotografata con questa fotografia Kirlian, praticamente andando a mappare in ogni dito il punto corrispondente dell'organo malato. Quindi ci sono 10 dita delle mani, ogni dito ha più settori, come in iridologia, ha più quadranti dove in fotografia, se si manifesta uno squilibrio, quindi un buco nella foto per capirci, o una punta di energia esagerata, cioè non c'è il cerchio perfetto, c'è una sbavatura. Dopo vari anni di fotografie, è riuscito a mappare esattamente dalla foto quali erano il retroscena della malattia, qual era la patologia in considerazione, ma soprattutto è riuscito a fotografare i conflitti psicologici, non tutti, ma molti conflitti specifici. Quindi tramite la fotografia Kirlian, che poi venne definita DEPT, diagnosi energetica dei punti terminali, si riesce a capire qual è l'organo che cede a livello energetico e qual è il conflitto retrostante della persona, conflitto psicologico. Chiaro? Poi chiedono qua il morbo di Crohn. Un attimo ancora. Quindi, facendo tutta questa
Perché è molto complesso spiegarlo in radio. Facendo tutta questa fotografia, cosa si può fare? Se il corpo quindi è un'energia che si distorce, che è fotografabile, la luce trasporta una energia e il colore un'informazione, si possono mettere nei punti di agopuntura e in altri punti trovati da Peter Mandel dei colori calibrati correttamente dallo strumento, che è una penna ottica con il cristallo che esce il colore, che vanno a equilibrare lo squilibrio energetico. Stessa frequenza va in risonanza. Esattamente. Quindi io faccio la foto, tu hai un problema al fegato, prendo il colore giallo, che nelle mappe sappiamo è quello che va a riequilibrare a livello energetico il fegato, lo metto nei punti dell'agopuntura del fegato e vado, tra virgolette, a riequilibrarlo con la sua frequenza corretta. È un riassunto, adesso l'ho detto molto velocemente, le mappe sono più complesse, però la somma di mappe per problemi fisici e conflitti psicologici ha sempre dato dei risultati strabilianti. Ecco questa tecnica che conferma che noi siamo comunque una fonte di energia che può essere ricalibrata in diversi modi, non in un modo solo. Qua chiedono anche il morbo di Crohn. Sì. Facilmente, allora facilmente no, perché poi sempre con gli enzimi. Sì, si può benissimo fare, poi dipende da quanto tempo uno ce l'ha e da diversi altri fattori. Però tutto è potenzialmente guaribile, perché noi non curiamo il sintomo ma curiamo la cellula. Ecco, poi le fratture che lasciano i segni solitamente, che poi diventano come dei barometri, cioè delle saldature, diciamo sì, così. Saldature, ecco, possono creare, come si dice, delle barriere certo, abbiamo proprio prove certificate che, tra virgolette, tu ridando tramite questi enzimi continuamente al metabolismo tutta un'informazione corretta, non fai altro che velocizzare il processo di riparazione anche di una frattura, perché poi appunto è il corpo che si autorigenera con la memoria degli enzimi, non c'è un principio attivo che tu non hai nel tuo DNA o nel tuo corpo, l'enzima c'è comunque, però magari non funziona bene. Riessendo stimolato dal prodotto, ecco che allora il metabolismo parte in maniera corretta. Quindi in teoria non c'è un vero limite di patologia che non si può curare. Quale può essere il limite? Il fatto di riuscire a portare invece la memoria di questi enzimi fino ad un tessuto. Quindi l'ultima sfida di Ferorelli, che sta facendo in questi mesi, non so quando finirà a livello scientifico, posso dirlo perché diventerà ufficiale, è la possibilità di migliorare, se non guarire vedremo, ma le prove sono già state fatte, il glioma e il glioblastoma al cervello. Perché questo? Perché, come mi spiega lui, una delle difficoltà, non del glioma, ma è migliorare problematiche all'interno della barriera ematoencefalica, la quale è una specie di membrana che protegge a livello naturale il cervello, che è una delle parti più delicate, da batteri, virus e quant'altro, però protegge anche dal portare molecole o enzimi o quant'altro fino all'interno del cervello, perché c'è questa barriera. Quindi stanno facendo delle pubblicazioni scientifiche che poi verranno certificate, con un'ultima scoperta che è una nanoingegnerizzazione della molecola Cytozeatec a livello nanometrico, quindi la molecola diventa 1000, non so quanto, 1 milione di volte più piccola di quella attuale, che verrà poi iniettata in endovena e quindi passando nel circolo sanguigno riuscirà poi, essendo molto piccola, a fuoriuscire microscopicamente dalle membrane delle vene e delle arterie, e quindi andare a colpire anche le parti più difficili che la barriera ematoencefalica protegge. Ecco, sulla Cytozeatec, il sito, avete modo di seguire protocolli, casi clinici, ci sono dei video, come aveva detto prima Antonio, ricerca, l'azienda, però qua mi chiedono, a Padova c'è qualcosa?
oltre tu? Ma no, certo, ci sono anche dei medici che utilizzano il prodotto, e assolutamente sì, anche dei naturopati che io ho conosciuto personalmente, e quindi l'azienda purtroppo è piccola, ma è anche un bene, probabilmente, secondo me. Ci sono degli operatori medici, appunto naturopati, fisioterapisti che lo usano. Poi, essendo un'azienda privata, non ha la divulgazione dell'aspirina in farmacia, chiaramente. Quindi qualcuno può chiamare l'azienda per qualunque problema e gli viene indicato la persona che li può seguire, o il medico o il terapeuta che conosce bene i prodotti e segue il paziente. Chiamate in azienda, non è un problema. Allora, qua Andrea dice: sarà per questo che vogliono modificare geneticamente gli esseri umani, animali e viventi, anche per impedire alla fonte una rigenerazione vitale? Dice. Beh, qui posso dare una mia ipotesi. Noi siamo già geneticamente modificati. Sì, No, è una battuta. È in atto una speciazione. Quindi... Esatto, loro in un certo qual modo, dal mio punto di vista, questa è un'opinione personale, siamo in radio, tra virgolette, si può benissimo vedere, cercano in un certo qual modo di inquinare, di alterare in vari modi sia il DNA umano, sia i terreni, sia l'aria che respiriamo, sia l'acqua che beviamo e quant'altro. Quindi non è un attacco unidirezionale, è a 360 gradi il problema, e quindi proprio per questo non basta un prodotto o una tecnica, sempre meglio di niente uno, però ad un certo punto io ho visto che mentre anni fa, per esempio, ho discusso con molti bravissimi nutrizionisti che dicono giustamente: tu sei quello che mangi. Sì, ma io non sono molto d'accordo. Tu sei anche quello che mangi, ma non è più sufficiente ormai, se vogliamo dirlo. Non ce l'ho certo con i nutrizionisti che fanno un ottimo lavoro, però se calcoliamo qualunque roba che mangi, da dove viene, non è più quella di 50-100 anni fa. Quindi sì, è vero, nel libro di testo c'è scritto mangia così, 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 che funziona. Non funziona più. Adesso sto facendo il discorso generale. Poi ci possono essere delle frequenze particolari veicolate da antenne che noi non conosciamo, oltre al 5G, quindi tu puoi mangiare quello che vuoi ma non ti proteggi più solo col cibo. Ecco dove sto dicendo oggi servono più conoscenze ormai in discipline più disparate, perché purtroppo la battaglia è in corso e hanno modificato molto la situazione. Bene, allora ci stiamo avvicinando alla chiusura. Un attimo, c'era un'altra telefonata che adesso eventualmente la riprendiamo. Stavo pensando dov'era? Ah, sì. Allora, il numero di telefono che hai è quello. Ho solo questo. Solo io. Questo? Sì. Non ho un telefono professionale e uno privato, purtroppo. Allora, 2 secondi, vediamo la telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno signore. Buongiorno. Scusa, non so cosa fa, 10:15 circa sta cosa. Io capivo bene, ho larghe linee. Sei psicologo o psicoterapeuta? Sono partito come psicologo e psicoterapeuta, poi ho allargato la mia esperienza terapeutica in più discipline naturali. Sì, no, ascoltavo. In effetti, cioè da quel che posso aver capito in un quarto d'ora, qua 20 minuti, però bisogna che psicoterapeuta dovrebbe saperlo meglio di me, che convincendo anche la mente dell'uomo, oppure mettendo a posto queste cellule con risonanze, adesso non lo capivo bene, non me so spiegare bene, diciamo che crea un campo sinergetico praticamente da distruggere la malattia, ma non ho capito bene cosa che anche ad esempio, che dirò che ho telefonato in particolare perché con 2 sorelle che avevo cagnette che hanno 3 anni, una mi è morta un mese fa e io ero convinto che avesse una mastite al coso. Le cagnoline hai detto, ma parla più piano, non dico parla più piano perché c'è un rumore di sottofondo e non si riesce. Hai detto hai 2 cagnoline, una aveva la mastite. No, convinto che l'avesse. Scusa perché la cagnetta piccola quella che sbaglia, quella che convinto che l'avesse, l'avevo curata
contro la mastite praticamente, perché era come se avesse avuto 10 cuccioli praticamente. Ecco, ho sbagliato. Poi quando sono andato da un veterinario mi ha detto no, guarda che questo tumore mi è morta, però che se sua sorella qua, che adesso ha 5 cm per 5 da un lato, che sembrano 3 o 4 ciliegine, 4-5 ciliegine come grosse quasi come ciliegie, no? Un triangolo, e dall'altro ha solo una pallina di ciliegine, grandezza ciliegina, e probabilmente se il tumore che bisogna che opera, andare a operare, a usare appuntamento praticamente, ma se si può evitare, perché mi fido poco anche a tagliare i cani e dire la verità o chi mette, ma sai che c'è qualche sistema per guarire intanto a cagnetta qua. Allora, non è che noi in radio possiamo dare la diagnosi e la terapia di tipo guariremo la cagnolina, non è possibile. Si può dare un suggerimento che comunque c'è anche un prodotto dedicato agli animali, si chiama Citovet, e dandolo con un dosaggio corretto poi male non fa, e vediamo quello che può accadere. Potrebbe migliorare sicuramente, non si sa se guarire, dipende da tanti fattori. Però più volte ci sono state guarigioni. Mi scuso perché sempre Nel sito abbiamo certificato il cancro del fettone di un cavallo della finanza italiana, quindi non disconosciuti, che non riuscivano a guarire con nulla, ed è pubblicato utilizzando il prodotto Citovet sia per bocca sia mettendo lo zoccolo del cavallo che era pieno di questo problema, di questo tumore a contatto col prodotto, è completamente guarito, e la finanza ci ha dato anche un riconoscimento, un premio per questa guarigione. Esattamente, per far vedere Cagnetto, dove è che potrebbe venire eventualmente? I prodotti si trovano in tutte le farmacie d'Italia, mi ero dimenticato di dirlo, sono di libera vendita e certificati. Poi com'è che si chiama? Citovet. Ipovet. No, Citovet, al massimo prenderà il mio numero e cercherò di suggerire, perché sennò è difficile. No, ho problemi, sennò anche con problemi anche a me personalmente, ma ho pensato prima a dire la verità. Si chiama Citovet. La valva mitralica è aorta che si ingrossa, e anche mi ha detto cisti addirittura sul fegato, se possibile. No, certo, ma adesso così in caso dobbiamo dare informazioni generiche per ora. Sì, no, ma mi poteva essere interessato, perché come ripeto... Certo. Però, casomai mica da avere anche ancora il numero del signor Luciano qua. Se mi chiamo Luciano posso magari... Chiami Luciano? Sì, ti giro io il suo numero. Ascolta, sì, però come che, per non disturbare, potrei cominciare per dare a cagna, visto che non fa mai, no? Sì, ma dopo Luciano gli spiegherà queste cose. Chiami più tardi Luciano. Ah, proprio chiamo più tardi Luciano, dai. Anche per qualcosa che mi ha detto che se posso evitare, evito tagliare, non poi 200 euro che spenderò, ma evito tagliarla, capito? Perché mi so quando che sbaglia con can, più che non sbagliasse, 10 volte più che non sbagliasse con me comunque. Che non i miei problemi, comunque se è qualcosa che... Va bene, perché ci stiamo arrivando in chiusura. Ciao Naf, poi ti comunico, ok? Va buono, salve, grazie. Prego, ciao. Allora, ecco, qui mancano una decina di minuti. Adesso non riesco a prendere altre telefonate, sino velocemente l'ultima, perché poi... Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, sono Vincenzo. Buongiorno Vincenzo. Allora, io volevo fare una domanda al medico. Al dottor Antonio, sì. Sì, soprattutto riguardo appunto alla cromoterapia e questo sistema di biorisonanza. Sostanzialmente lui dice che intervenendo con questi sistemi si riesce anche ad intervenire su questioni che possono essere tipo emotivo, no? Sì, assolutamente. Ma mi chiedevo, in tutto questo, visto che interviene, come dire, un agente esterno, un macchinario esterno su aspetti emotivi che poi comunque riguardano la nostra coscienza individuale, a questo punto la coscienza individuale nel processo di guarigione è bypassata, nel senso che se io ho un problema emotivo e questo problema mi viene risolto dall'esterno. Non è risolto dall'esterno, adesso glielo spiego. Allora, io non faccio più lo psicoterapeuta perché tutte le scuole di pensiero, più o meno, utilizzano questo assioma: quando tu riesci a sviscerare il conflitto
conflitto che hai vissuto, a capirlo, a ricordarlo e a razionalizzarlo, automaticamente l'hai risolto e può scomparire il sintomo. Negli anni io mi sono accorto che questa cosa, a mio parere, non è vera, perché tutte le forme di guarigione di più alto livello che io ho visto in vita non passano da un processo logico-deduttivo. Spiego con degli esempi. Ci sono delle persone che quando era vivo andavano da Padre Pio, che non faceva lo psicologo, però guarivano da patologie importanti. Tutti, perlomeno cristiani, si riportano all'immagine di Gesù, chiaro che era diverso da un uomo normale, ma non faceva una psicoterapia, ti guariva con lo sguardo, con il soffio, con quello che voleva lui. Gustavo Roll, per esempio, chi ha conosciuto Gustavo Roll a Torino negli anni che furono, se riusciva a vedere dei piccoli miracoli o delle guarigioni, non passava da un processo logico-deduttivo, ma era un salto quantico. Natuzza Evolo, Calabria, questa guaritrice, questa signora che riusciva a vedere, prevedere e guarire, non faceva un processo logico-deduttivo. Quindi più tu vai ad alto livello, quando guarisci da un problema psicologico o fisico, non passi da un processo logico-deduttivo. Questa è la premessa, non è la spiegazione. Io quindi sono convinto che i nostri traumi mentali sono dei quanti energetici racchiusi nella memoria cellulare, racchiusi soprattutto nella membrana della cellula e quindi sono in tutte le cellule del corpo. Andando tu a riarmonizzare le cellule del corpo con delle frequenze e delle informazioni calibrate, non vai ad annullare quello che è accaduto nella memoria della persona, ma lo vai a ricalibrare ad un livello energetico vibrazionale compatibile con quello che è una soglia endocrina emotiva non dannosa. Quindi, quando io mi laureai, mi specializzai in ipnosi, tanti mi dicevano ho questo brutto ricordo, fammi l'ipnosi, fammi dimenticare questa cosa così poi io non ho più il problema. Cosa più sbagliata, perché se dimentichi una cosa, essendo che ti è accaduta, probabilmente deve ritornare nella tua vita perché devi passare da quell'esperienza. Mentre se io riesco a ricalibrare, a riarmonizzare energeticamente a livello cellulare, non mnemonico, questa memoria a livello di frequenza, tu puoi convivere con un ricordo ma non ti dà più fastidio e dopo non accusi più un sintomo e infatti i sintomi cominciano a scomparire. Bene, dobbiamo chiudere la telefonata perché ci stiamo avvicinando alla chiusura. Vincenzo, spero che sia stato chiaro, quindi alla prossima. Grazie. Allora, abbiamo in primis da tenere il Cytoxim, è utile per il diabete? Questo devo rispondere, sì. Sì, è utile? Siamo ancora in diretta. Sì, sì, allora, sì. il Cytoxim è utile per il diabete, qui c'è da fare una premessa, abbiamo un protocollo per il diabete, ma essendo che il prodotto parte da zuccheri di fruttosio, amido di mais ed enzimi e vitamine, però è convertito dagli enzimi come il vino, partendo dall'uva si fa un vino, all'inizio l'indice glicemico si alza non per il fruttosio, ma perché vengono staccate placche arteromasiche dal prodotto dalle vene e dalle arterie. Le placche di grasso arteromasiche vengono convertite in zucchero nel flusso sanguigno, quindi minimamente si alza. E poi comincia a scendere finché poi migliora. Bene, poi abbiamo, quindi la medicina del dottor Hammer non è valida? No, la medicina del dottor Hammer è stata straordinaria, ma ha un limite, a mio parere. Ha scoperto la causa e l'effetto, ma non dà la soluzione. Cioè Hammer aveva capito per primo che le patologie nascono anche, non solo, da traumi e conflitti, però come puoi risolvere il conflitto? Lì è il punto, mentre con le frequenze, il colore, la luce o altre forme di energia puoi armonizzarlo. Bene, allora un attimino.
Bene, allora, siccome qui abbiamo... posso avere informazioni di chi è questa persona, nome e cognome, dove opera, grazie. Dice Emma, salve all'ospite del conduttore. Poi Antonio dice buongiorno, buongiorno, mi puoi trasmettere il numero di Antonio? Grazie. Leandro. Poi abbiamo Roberto, dice complimenti, può ripetere il sito, ospite, perché abbiamo 4 minuti a disposizione ancora, quindi per quello. Allora, se vuoi trasmetterlo così. Allora, il sito, quello Citozeatec, sì. Il sito dell'azienda è www.citozeatecsrl.ch, ok? Il fondatore è Pasquale Ferorelli, io mi chiamo Antonio Belligoli e il mio numero è 348 043 8847. Lo ripeti lentamente perché ok. Carta e penna a disposizione. Allora, il mio numero è 348 043 8847. Rispondo a tutti, ma con calma dopo, perché non so cosa succede. Allora, qui ho dov'è questo qui che non so il nome, e dice quindi la medicina del dottor Hammer è una ciarlatanata, no. Fabio sarà contento, eviti le domande scomode, tranquillo, ti capisco, ma questo ti dovrebbe far riflettere. Ma chi è che ha evitato la domanda? Che ho dato anche una risposta alla domanda, quindi forse tu non hai ascoltato, forse. Bene, noi ci stiamo avvicinando alla chiusura, un grazie di cuore a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Ma i dati che avete appena pronunciate, ma ho memorizzato bene, auspico di sì, casomai domani ve li ripeto dopo di Luca, se qualcuno vuole avere qualche informazione in più magari domani ve la ripeto, è inerente appunto al dottor Antonio qui. Quindi un minuto per i saluti. Ciao. Salutiamo tutti. No, grazie allora di questo invito. Ripeto, è stato tutto improvvisato, quindi non è facile poi così parlare di una carrellata di infinite possibilità, ma in realtà sono esperienze dirette che faccio da molti anni, per cui grazie a voi dell'ascolto, spero che almeno vi sia servito per avere qualche spunto. Grazie di cuore, una risentirci, e noi ci risentiremo domani pomeriggio dopo di Luca.